Classifica dei governatori più amati d'Italia stilata dal Sole 24 Ore, Luca Zaia si conferma al primo posto, staccando tutti con più 11% rispetto allo scorso anno. Le prime tre posizioni in mano a Lega e centrodestra, con Federica al secondo posto e Fontana al terzo. Ieri lo stesso Zaia tra i protagonisti della giornata di apertura del Vinitaly, assieme al Premier Conte e a Salvini, autonomia, flat tax a quota 100 e banche tra i temi trattati tra gli stand. Oggi il giorno di Luigi Di Maio. Tragedia a Conegliano, un neonato di 2 mesi muore in culla, potrebbe essere stato un rigurgito a provocarne il decesso, la disperazione dei genitori. Titolare di un market a Mestre minacciato e rapinato da un gruppetto di giovanissimi, alcuni minorenni, la polizia riesce a bloccarli. Polemiche a Verona, tonno e crackers invece che il normale pasto, una bimba straniera in cui i genitori non erano in regola con il pagamento della mensa. Un malore durante la pausa del concerto al Teatro del Monaco per la celebrazione del 7 aprile, gravissimo a Treviso il direttore d'orchestra Stefano Mazzoleni. E poche ore prima a Treviso si era svolta senza tensioni, malgrado le polemiche della vigilia sulla presenza dei gruppi di estrema destra, la commemorazione del bombardamento del 7 aprile 1944. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Allora in apertura una classifica, la classifica Governance Poll 2019 stilata dal Sole 24 Ore con l'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, che vede al primo posto confermato ormai la tendenza degli ultimi anni, al primo posto tra i governatori più amati Luca Zaia, il governatore del Veneto, con un 62% che è un incremento di quasi il 12% rispetto al giorno delle elezioni e raggiunge livelli inaccessibili per gli altri presidenti di regione. Al secondo e terzo posto, come vedete nella tabella, altri due governatori della Lega, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica con il 51% e Attilio Fontana della Lombardia. Fuori dal podio, però sempre tra i primi 5, altri due esponenti del centrodestra neoeletti però nel corso dell'ultimo mese. Si tratta di Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, e Cristian Solinas, presidente della Sardegna. Il primo governatore del centro-sinistra è Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna con il 44,2%. E segue Enrico Rossi della Toscana che si stabilizza al 42,6%. Un dato, commenta il direttore Antonio Noto, autore della ricerca, che rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista anche delle elezioni europee. Un dato politico che per la prima volta i 5 presidenti in cima alla classifica, rileva Noto, sono tutti appartenenti a un'unica coalizione, cioè il centro-destra. Questi dunque i risultati della Governance Poll, che sono, come dicevamo, una chiave anche in vista delle elezioni europee, evidentemente. Allora, noi siamo in collegamento al Vinitaly, per il secondo giorno del Vinitaly a Verona, il nostro Lucio Zanato, che è proprio con il governatore Luca Zaia. Allora, subito gli chiediamo un commento su questa classifica di governatori più amati. Lucio. Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 delle prime notizie del telegiornale. Presidente, allora, il più amato tra i governatori? Era questa la domanda, ma non siamo Vinitaly qua, cioè cosa c'entra? No, a parte gli scherzi, grazie a tutti, grazie ai Veneti per il sostegno, poi è il risultato di una squadra, penso forse l'unico merito che posso avere è quello di coordinare bene i miei uomini e donne in regione. Io non ho mai governato, tutti mi chiedono qual è il segreto, non c'è un segreto, non ho mai governato pensando ai sondaggi, quindi a volte quando non pensi ai sondaggi fai anche scelte che magari qualcuno può considerare impopolari, no? Però le fai, pensate alla battaglia per la Pedemontana, l'autonomia. Mi dicevano no, ma non ti faranno mai fare. A proposito di autonomia, lei adesso ha incontrato pochi minuti fa il vice premier Di Maio, cosa vi siete detti? Anche perché, lo diciamo, ve lo faremo vedere questa sera, gli ha dato la bandiera del Veneto. Ma il leone portato a casa fa sempre riflettere, però direi che questo Vinitaly mi sa che l'autonomia me la fa chiudere. Ecco, ma cosa vi siete detti sotto questo profilo? Perché noi non ha voluto dire da molto. Guardi, il vice premier ha confermato che l'autonomia è il programma di governo, per cui si deve andare avanti, poi potremo discutere le modalità, però davanti a 2.328.000 veneti che hanno votato sì, bisogna andare avanti. Senta, poi lei qui ha parlato anche, siamo in uno stand di una delle aziende del Prosecco, visto che parliamo anche di Treviso, cosa succede a Baku? A Baku, Azerbaijan, i primi di luglio andremo al vedo rispetto al dossier sul quale stiamo lavorando da 10 anni per riconoscere le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, il che vuol dire un grado di tutela estremo, vuol dire una promozione mondiale estrema, ma anche ricordo che gli indicatori ci dicono che si decuplicheranno 10 volte tanto i turisti, quindi Prosecco diventerà, se avrà questo riconoscimento,
la prima destinazione turistica del Veneto dopo le città d'arte ovviamente. Ultima battuta, alle sue spalle una torta con l'Arena di Verona, perché il Giro d'Italia è in rosa tra l'altro. L'ha voluto la Regione, chiusura all'Arena di Verona, altre tappe venete, ogni anno facciamo questo contratto con RCS, con Mauro Vegni che è il patron, e quest'anno abbiamo pensato che l'operazione fosse quella di portare il Giro, l'ultima tappa, direttamente in Arena di Verona. Va bene, ieri ha incontrato il Premier Conte, il Vice Premier Salvini, però noi vediamo un servizio in tal senso e poi in linea allo studio. Salute allora con le bollicine solidali, Presidente. Ecco la consegna ufficiale. Un brindisi e la consegna del gonfalone del Veneto da parte del governatore Zaia al Premier Giuseppe Conte. Al via la 53esima edizione del Vinitaly di Verona. Ieri all'inaugurazione significativa la presenza di politici, a partire appunto dal Presidente del Consiglio e poi i Ministri dell'Interno Matteo Salvini e dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio e il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La manifestazione dedicata alla produzione vitivinicola è stata l'occasione per affrontare i temi principali che in questi giorni stanno impegnando il governo, partendo da quello più vicino ai veneti, cioè l'autonomia. Molte cose già scritte nel contratto di governo sono state portate a termine. Oggi ovviamente noi abbiamo l'appello per quanto riguarda l'autonomia. 2.328.000 veneti sono andati a votare per l'autonomia, per cui è fondamentale che questa risposta arrivi. Se l'autonomia non passa, che fine fa il governo? Io dico che se non passano i punti che ci sono nel contratto di governo è inevitabile che il governo non ha più senso di esistere, ma finché passano i punti il governo deve esistere. E arrivano le parole del Premier Conte che suonano come una promessa. Questo governo ha una sola parola, l'autonomia si farà, stiamo lavorando. Dobbiamo interloquire con il Parlamento, perché il Parlamento, l'ho sempre detto, cede delle competenze, quindi vuole partecipare in questo processo in modo attivo, non vuole essere lì passivamente a subirlo. Coinvolgeremo il Parlamento, abbiamo preso l'impegno di governo solenne, lavoreremo per realizzare la richiesta autonomia. Tornando poi ai temi di carattere nazionale, dal palco il Vice Premier Salvini parla di economia e del documento di economia e finanza che approda in questi giorni al Consiglio dei Ministri. C'è un DEF settimana prossima dove la riduzione fiscale dovrà essere presente. A scaldare la discussione all'interno dell'esecutivo giallo-verde proprio i temi economici, dalla flat tax a quota 100, dopo le parole dell'altro Vice Premier Di Maio che aveva parlato di provvedimento temporaneo. Non è all'ordine del giorno, noi abbiamo preso un impegno con gli italiani, abbiamo detto che la misura quota 100 è triennale e questa è l'ultima determinazione che abbiamo assunto come governo. C'è poi la questione ristoro per i risparmiatori vittime del crack popolari, dopo che il provvedimento è rimasto fuori dal decreto crescita. Fare presto è, secondo l'ex ministro e capolista del PD alle europee Carlo Calenda, una priorità. Io mi auguro che il governo preveda rimborsi per i automatici per i risparmiatori piccoli, come ho già detto. Per i risparmiatori piccoli vuol dire che se uno ha investito qualche milione di euro è giusto, sapeva il rischio eccetera, però è importante che lo si faccia rapidamente perché mi pare che lo si sia promesso molto. E proprio pochi minuti fa a Verona Luigi Di Maio ha detto, in risposta un po' anche alle frasi di ieri di Salvini, sarò io il garante che la flat tax si deve fare, che entrerà nel DEF. Per quanto mi riguarda ha aggiunto l'unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi, e questo è l'obiettivo che ci poniamo, perché l'abbassamento delle tasse non è un tema di destra e di sinistra, è un tema sacrosanto su cui si fonda l'esistenza di questo governo. Ha poi confermato e smentito insomma le polemiche sul quota 100 che si fermerebbe nel 2019, dice quota 100 andrà avanti, e poi c'è stato anche il scambio, la stretta di mano con Federico Sborina, il sindaco di Verona. Pace fatta, pace siglata, anche se a parole c'era già stato nei giorni scorsi a distensione, dopo lo ricorderete la polemica a distanza durante i giorni del congresso di Verona, quando Di Maio aveva criticato fortemente la presenza a Verona del congresso, parlando di Medioevo, e Sborina le aveva detto non venga al Vinitaly. Poi la distensione, oggi la stretta di mano, lo vedremo questa sera. Adesso la cronaca, apriamo la pagina della cronaca con una terribile morte in culla a Conegliano.
Dramma nella notte tra sabato e domenica a Conegliano, dove un neonato di appena 2 mesi è morto, forse a causa di un rigurgito, mentre dormiva nella sua culla. Ad accorgersi che il piccolo non respirava più, mamma e papà che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Giunti nelle abitazioni i sanitari del SUEM hanno cercato di rianimare il piccolo, ma gli sforzi purtroppo sono stati vani e il cuoricino del bambino ha smesso di battere poco dopo all'ospedale di Conegliano. Un dolore insopportabile per i genitori che hanno altri 2 figli. Nelle prossime ore verranno eseguiti alcuni riscontri diagnostici per stabilire le esatte cause del decesso, anche se sembra che fatale per il neonato sia stato un rigurgito. Un dramma che ha sconvolto tutto il quartiere dove la famiglia di origini straniere vive. Ancora a scuola, ma stavolta una polemica, siamo nel Veronese, una scatoletta di tonno e un pacchetto di cracker a mensa, a differenza dei suoi compagni, perché i genitori di origine straniera non sono in regola con il pagamento dei buoni pasto. L'episodio accaduto pochi giorni fa a una bambina delle scuole elementari di Minerbe, siamo in provincia di Verona, è stato denunciato dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, che parla di scelta discriminatoria da parte dell'amministrazione comunale a guida leghista. La scelta sarebbe stata concordata tra i gestori della mensa e il comune dopo inutili solleciti al pagamento verso la famiglia, una decisione che avrebbe turbato non poco la piccola, che ha pianto quando si è vista servire un pasto diverso e ridotto rispetto a quello dei compagni. Ancora alla scuola, stavolta a Motta di Livenza, per parlare del caso tubercolosi, perché è arrivata l'ufficialità che saranno sottoposti al test Mantù anche i ragazzi che ora frequentano la scuola media, che sono usciti dall'elementare di Motta di Livenza, e anche il personale scolastico che ha lasciato l'istituto durante il 2017. Lo ha reso noto l'azienda sanitaria ULS 2 dopo aver completato gli esami sugli alunni che ancora frequentano la scuola. La decisione dell'ULS è motivata dal fatto che il test Mantù ha dato esito positivo anche su 2 ragazzi usciti dalla primaria a giugno 2018 e che ora frequentano le medie. Si tratta di un provvedimento, sottolineano, di estrema precauzione che interesserà un centinaio di persone che saranno esaminate tra domani e mercoledì. Adesso il tema sicurezza, e a Mestre con la rapina lampo ma anche violenta a Mestre, appunto in un supermarket, una banda di giovanissimi in azione. Il collegamento telefonico con la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, raccontaci. Buongiorno da Mestre, sono stati presi in tempo record e denunciati dalla polizia i rapinatori del mini market che hanno agito sabato sera intorno alle 20, quando 2 volanti sono intervenute nel negozio di via Fapanni. Proprio grazie alla tempestività e alla descrizione dei rapinatori, i poliziotti hanno individuato i giovani, tutti tra i 15 e i 19 anni, per poi bloccarli e denunciarli per rapina aggravata in concorso. Tra loro c'è anche un minore di 14 anni. Secondo quanto è stato riportato dai testimoni, i 5 sono entrati per comprare degli alcolici. Il titolare però, vista la giovane età, ha chiesto loro quanti anni avessero e da quel momento il gruppo è andato in escandescenze, lanciando uova prese dal bancone al titolare del negozio, al commesso, e rompendo anche delle bottiglie di vetro. Ad un certo punto un gruppetto ha circondato il titolare del market minacciandolo sia verbalmente che con un coltello, e poi sono riusciti a portare via l'incasso, mentre un altro ha aggredito il commesso tirandogli un pugno e ferendolo al volto. Dopo questa aggressione sono scappati tutti con alcune birre e l'incasso. 4 sono stati presi dalla polizia, denunciati e riportati ai familiari, mentre l'attività di ricerca del quinto complice è andata avanti per tutta la notte, portando poi alla sua identificazione alle prime luci dell'alba e alla denuncia per concorso in rapina aggravata. Questa mattina il questore Mascio Pinto ha incontrato gli agenti che hanno operato quella notte per complimentarsi con loro. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Lara Marchiori, ancora una rapina, ancora un supermarket nel Milino, stavolta nel Padovano, però il titolare, il direttore, riesce a placcare il bandito. Le 19 di fine weekend sono un'ora notoriamente a rischio rapine per i supermercati, quando l'incasso è ai massimi e la confusione anche. Così Terry Volpato ha ritenuto fosse una buona idea andare a rapinare la Lì di Campodarsego in via Antoniana, peraltro già colpita da una rapina nelle scorse settimane. Non aveva fatto i conti, il 27enne Volpato di Vigonza, che il direttore del supermercato lo avrebbe affrontato con un cestino della spesa e, arma in pugno, ha tentato di far desistere il rapinatore, anche lui armato, tanto da costringerlo alla fuga in bicicletta. Ma evidentemente aveva scelto il supermercato sbagliato. Raggiunto dal direttore e da altri dipendenti, nonostante mulinasse, calci e pugni, veniva placcato e preparato alla consegna ai carabinieri di Campodarsego e del nucleo radiomobile di Cittadella.
Per lui le accuse sono di tentata rapina e lesioni, ma è stato mandato ai domiciliari. Un taglio e qualche botta invece per il direttore del supermercato e per un dipendente. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo subito. Eccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Treviso per parlare delle celebrazioni della cerimonia del 7 aprile, la commemorazione del bombardamento di Treviso. Prima di parlare della commemorazione però il dramma che si è vissuto qualche ora dopo la cerimonia al Teatro Comunale, verso le 18:30, Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, c'era il concerto commemorativo del bombardamento del 7 aprile e durante una pausa del concerto il direttore d'orchestra Stefano Mazzoleni, 57 anni, ha improvvisamente accusato un importante malore poco prima di risalire sul palco per dirigere l'ultimo brano in scaletta. Immediatamente soccorso dai presenti, dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato all'ospedale Cafoncello, dove era stato ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. Nel frattempo, tra lo sconcerto generale del pubblico, il concerto è stato subito evidentemente interrotto, quindi una coda, diciamo, drammatica per questa giornata che era iniziata con l'emozione del ricordo, della memoria, che hanno spazzato via le polemiche della vigilia per il 7 aprile. Onore ai caduti! Ai piedi della scalinata dei 300 la deposizione della corona in memoria delle 1600 vittime. Intorno, malgrado le polemiche della vigilia, l'annunciata presenza di Casa Pound, la commozione composta dei trevigiani che non dimenticano quei 7 minuti di orrore, il bombardamento della città il 7 aprile del 1944, un venerdì santo di morte e devastazione. Ed è una delle emozioni più grandi da sindaco, parlare con queste persone che ti raccontano la loro paura, la loro tensione, la loro ansia, quegli attimi dove con le loro famiglie sono scappati, gli attimi successivi dove sono ritornati nelle loro case per vedere come erano prese, e gli attimi ancora successivi dove hanno fatto la conta di chi c'era e chi non c'era più. Il sindaco Mario Conte ricorda la messa sabato sera alla Madonnetta a Santa Maria del Rovere per i 123 bambini morti quel giorno. Oggi, dice, sarebbero donne e uomini, nonne e nonni, e anche se la loro tragedia non è scritta sui libri di storia, deve essere da monito. Oggi noi abbiamo la possibilità di sganciare altri tipi di bombe e quindi noi non dobbiamo fare gli stessi errori che sono stati fatti 75 anni fa. Ognuno di noi si faccia un esame di coscienza, perché le bombe non sono solo quelle belliche, si possono sparare delle bombe anche verbali o altri tipi di bombe che possono fare altrettanto male. Il corteo si sposta in piazza alle 13:05, la campana della Torre Civica rievoca con i suoi rintocchi i 7 minuti che hanno sconvolto Treviso. Una pagina di dolore viva in chi l'ha vissuta direttamente, come questo trevigiano che aveva 6 anni e abitava in via Cornarotta. Lì mi è morta infatti una sorella di 5 anni e mio papà è stato mutilato di un braccio. In quella circostanza ci sono stati in quella zona, in quella torre, una decina di morti. Famosi caccia, che incomincia alle 12:30 e il bombardamento è iniziato all'1. Ma qui che la prova a scappare via, che la tocca andare nei famosi rifugi, fatti dei mattoni forati, dove sono morti tutti. Io ero piccolissima e ero in carrozzino e so che mia madre è scappata con me in carrozzina e mia nonna e sono scappati, sono andati a Roncadelle. Treviso ricorda 75 anni dopo, perché ricordare è un dovere. Ha sempre un senso perché sono morta troppa gente. Morta troppa gente. Ancora la memoria, adesso però andiamo sempre nella Marca trevigiana sui campi tra Istrana, Trevignano e Vederago, dove è stato inaugurato un cippo in ricordo degli aviatori del Grappa. C'è una storia nella storia di questo cippo e della sua inaugurazione ed è fatta dalla gente che l'ha pensato, voluto, progettato e realizzato.
Eccoli qui tutti i protagonisti, oltre che della cerimonia, di questo gesto dedicato al passato, che qui dove Trevignano, Vedelago e Strana si toccano è stato il campovolo degli avieri del Grappa. La storia è raccontata in questa mostra fotografica allestita nell'AIA, messa a disposizione dalla famiglia confinante con quella che ha donato il pezzetto di terra diventato monumento. Siamo onorati di ricordare che nel 1917 è successo questa battaglia. Qui si parla della prima battaglia aerea della storia, combattuta su questi cieli il 26 dicembre 1917, e si ricorda l'aeroporto di guerra in parte devastato durante quell'incursione. Di quegli hangar, officine, casermette e soprattutto piste di decollo sono rimasti solo 2 segni: la vasca dell'acqua per spegnere gli incendi, oggi interrata dalla via dei 3 comuni, e questo pezzo di cemento, allora basamento dei pennoni per le regie bandiere italiane ed inglesi e ora parte del cippo commemorativo. Che senso ha mettere un cippo, ricordare qualcosa, cioè valorizzare questo pezzo di cemento? Il senso è quello di lasciare una memoria viva, che è una memoria non soltanto per dire mi devo ricordare, ma perché devo trarre insegnamento da quello che è stata la nostra storia locale. Non dimenticare è una delle prime attività che dobbiamo fare, perché bisogna ricordare quello che è successo per poter poi guardare al futuro e garantire la pace. Ma quello che colpisce è il senso della comunità che ha caratterizzato tutta la cerimonia, gente che non dimentica i propri vecchi, le proprie radici, fino a scambiare nell'emozione il Piave con l'inno nazionale. Inno d'Italia, attenti! Ed in fondo è questa la lezione che ci portiamo a casa oggi, la convinzione che il senso di comunità dei Veneti, almeno qui tra i campi dei 3 comuni, non è svanito tra le pieghe della modernità. Perché manca tanto la cultura nel nostro paese, manca proprio. Sembra che ci sia solo soia, granea e baion. A Padova adesso, rigorosamente a mano, così si formano i battilamiera migliori del mondo. Martelletta in mano e questo pezzo d'arte praticamente è quanto serve per poter creare questo che in realtà è un capolavoro. In realtà sono dei pezzi unici anche se fanno parte di quello che è il processo industriale e qui si impara a farlo. Qui cos'è? È un'arte o un mestiere? Questo è tutti e due. Una volta era un mestiere che adesso è diventato un'arte. Andrea Agnoletto è un battilamiera noto in tutto il mondo dell'auto d'epoca perché è un maestro assoluto tra chi sa raddrizzare e dare forma a lamiere d'acciaio e d'alluminio anche per veicoli degli anni 30. La CNA di Padova ha creato un corso che nel weekend cerca di trasferire queste tecniche a chi non vuole lasciar morire la tradizione e sviluppare un lavoro di passione di alta specializzazione. Il battilamiera ormai è diventato un lavoro di altissimo artigianato, di nicchie molto alte. Diciamo, gli italiani sono richiesti un po' in tutto il mondo perché noi qua nel Triveneto abbiamo proprio da sempre ci sono i migliori che esistano, possiamo dire, in Italia e anche al mondo. Il maestro ha una parola per tutti e svela tra martelletti e antichi attrezzi di ogni genere i segreti del mestiere, che sottolinea il non volersi portare nella tomba come fanno altri. Non sarebbe molto utile per tramandare questo lavoro. Vedete questo? Questo serve esclusivamente per fare questo, vedete? Mi va alla pari là e un lavoro che tra l'altro è ricercato sia in Veneto che all'estero, come ricorda chi ha voluto questo corso con la CNA. Scoprire queste attività e renderle disponibili a tutte le persone che hanno voglia di fare. Soprattutto l'abbiamo creata per i giovani perché abbiamo scoperto che facendoli vedere certe cose riusciamo a muoverli, riusciamo a scoprire delle entità nuove. Ci sono ragazzi a imparare e professionisti maturi, ci sono anche ingegneri che si sono appassionati al mestiere di battilamiera e ora mettono le mani su Ferrari d'epoca con sapienza. A me mancava questa parte del dominio della raddrizzatura del metallo e non. Allora, ci ricolleghiamo velocemente con il Vinitaly, con il nostro Lucio Zanato per chiudere questo telegiornale. Lucio, sei in mezzo alla folla, in mezzo agli stand. Sì, eccomi qua. Allora, come vedete lo stand della Regione del Veneto, ma sono qui perché? Perché c'è la vendemmia solidale, l'abbiamo sempre seguita la vendemmia solidale. Nicolas, allora, siete qui anche quest'anno per fare che cosa? Sì, ho fatto da vino, fanno
Ha messo alle etichette, poi ha messo il disegno. Quanto felice sei di essere qua? Tanto? Tanto. Per loro cosa vuol dire essere qui, in una battuta? È una soddisfazione grandissima perché raccontano in prima persona il loro lavoro e trasmettono le emozioni di tutto questo. Viniteli anche solidarietà, ma è anche ore 13, quindi subito dopo il telegiornale state con noi, ci sarà la collega Grignanin per un'ora 13 davvero particolare. Adesso linea a te, Nicola. Grazie Lucio, l'hai anticipato tu, allora ore 13 fra pochissimo per parlare proprio di Vinitaly e questa sera 20:10 la politica, Alessandra Monetti del Partito Democratico e Roberto Ciambetti della Lega saranno qui con Ferdinando Varino che poi prosegue con la prima serata alle 21:15 Ring, tanti temi ovviamente sul piatto e ci saranno Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Alessandro Bisatto del Partito Democratico, Sergio Berlato di Fratelli d'Italia e Gian Antonio D'Arè della Lega. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, fra pochissimo ore 13 col Vinitaly. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana ancora caratterizzato da un tempo incerto, la pioggia chiamata a gran voce dunque non sta risparmiando le nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà molto nuvoloso con qualche pioggia sparsa un po' ovunque, migliorerà comunque su tutti i settori entro la notte. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime in aumento, oscillanti tra 17 e 20 gradi. Stessa situazione sul Friuli Venezia Giulia con rovesci a carattere sparso, localmente anche intensi, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime molto gradevoli, comprese tra 13 e 20 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, anche qui infatti avremo qualche pioggia sparsa, generalmente di debole intensità, tuttavia meno probabile sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Bene, l'aggiornamento termina qui per ora. Arrivederci.